politico c'è un progetto culturale che sappia dire che cos'è l'uomo, che cos'è la famiglia e che sappia disegnare su alcuni valori, su questi valori, un progetto politico solido e orientare le decisioni su queste priorità. È tutto da capire, è tutto da costruire, ma è bene anche esserci per capirlo meglio. Perché credo che ci si senta oggi l'esigenza di far nascere un movimento nuovo, ma che sia nuovo davvero. E soprattutto per chiedere che venga data l'attenzione alla famiglia che tanto è stata sbandierata negli anni, ma in realtà nel nostro Paese da oltre 50 anni non esiste una politica strutturale a favore della famiglia. Questo è quello che io credo sia fondamentale, oltre al fatto che bisogna tutelare e garantire, come dice l'articolo 29, 30 e 31 della nostra Costituzione, le famiglie che fanno più figli. Le famiglie che fanno più figli oggi sono veramente gravate, oltre che da una fiscalità iniqua che considera solo il percettore di reddito e viene tassato in base a questo, e non viene considerato quanti figli o persone sono a suo carico. Questo è fondamentale, cambiare la modalità con cui si fiscalizza la famiglia. Ultimamente nasca dal basso. Ultimamente, gli ultimi 20 anni, tutte le varie esperienze sono nate attorno a una persona, bene o male, adesso non diamo giudizi, però la storia ha provato che questo non funziona più, non è più possibile trovare il nome di un personaggio nelle bandiere, è ora di cambiare veramente.